La nuova area di intersezione tra via Martiri della Libertà e via Porto di Caverniago, uno degli incroci più pericolosi di Mestre, diventa più sicura, non solo per gli automobilisti ma anche per pedoni e ciclisti. In questo incrocio prima, senza le corsie specializzate per la svolta a sinistra, ci sono stati numerosi incidenti, purtroppo numerosi mortali e con tutte le cose che conseguono, insomma. Taglio del nastro questa mattina alla presenza tra gli altri del sindaco Brugnaro, del governatore Zaia e dell'amministratore delegato di Veneto Strade Vernizzi. 2.100.000 euro, una bella operazione, soprattutto riuscita bene perché consegnata anche con dei giorni di anticipo, un preventivo contrattuale di 540 giorni di lavoro consegnata dopo 380 giorni. Nell'incrocio sono state realizzate 2 nuove corsie, una per ogni senso di marcia, dedicate ai veicoli che devono svoltare a sinistra, e si è proceduto alla ricalibratura dell'intera intersezione con la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale e la sistemazione di vari sottoservizi. Un cantiere che ha visto molte donne protagoniste. È un cantiere seguito totalmente da personale di Veneto Strade, un cantiere rosa perché le donne erano in prevalenza totale, cioè 3 donne e un uomo hanno seguito questi lavori. Quindi grazie al personale di Veneto Strade, grazie all'impresa, grazie agli operai che hanno lavorato sempre con il traffico presente e quindi in condizioni anche effettivamente di pericolo. Un'ultima cosa, vi ricordo che questo cantiere ha avuto il premio Cantiere Sicuro dal Comitato Paritetico per la Sicurezza della provincia di Venezia. Tenete conto che questo è stato uno dei primi problemi che è arrivato sulla mia scrivania quando io sono diventata assessore, con delle forti proteste da parte del comitato sulla necessità di mettere in sicurezza questo incrocio e ovviamente proteste che erano anche fondate. Quindi sono assolutamente contenta che oggi, grazie all'impegno e al lavoro di donne, oltre che degli uomini, siamo arrivati a tagliare il nastro e a dare delle risposte al territorio, perché questo è quello che più importa.